Buongiorno, sono Ottorino Brigo e siamo qui per presentare il lunario della Serenissima. Per iniziare, 7-8 anni fa, aspettando un documento di trasporto in un magazzino di un calzaturificio, mi accorsi di un lunario scritto in lingua veneta, ma ridotto perché usurato nel tempo, vecchio di qualche anno, e chiesi in ufficio di un importante professionista se potevo prenderlo e lui acconsentì. A casa, leggendolo tutto in una sera, notai un numero di cellulare come recapito e fu così che conobbi Albano Tassani. Dopo una breve telefonata per chiedere alcune copie del lunario, venne a trovarmi in azienda e cominciamo a progettare delle tavole che includessero la storia delle tradizioni socioculturali del mio paese. Col passare dei giorni scopro che in paese c'è un altro appassionato di cultura veneta, Renzo Bolsonaro, e incominciamo a coinvolgere Luigi Polo per la sua conoscenza della storia di Anguillara, che si è reso disponibile a fornire i testi di 2 tavole. Una sulla storia del nostro paese e una sulla storia della coltivazione della patata america. Con l'apporto di Alberto Zangini, grafico e disegnatore per passione, organizziamo degli incontri con il coinvolgimento della sindaca Alessandra Buoso, dei rappresentanti dell'APA, Fantin Pietro e Fantin Rita. Siamo arrivati a produrre un lunario di notevole interesse culturale. Ringraziando per la collaborazione e l'apporto dato alla redazione del progetto, Luigi Polo per le nozioni e i testi relativi alla nostra storia e alla patata america, Alberto Zangini per le grafiche e i disegni, Carla Golin per i disegni delle tavole, Franco Graziani per i disegni delle tavole, Albano Tassani per la logistica, l'esperienza e la passione, nonché il creatore del format da oltre 20 anni alla redazione del lunario della Serenissima. La sindaca Alessandra Buoso per l'ospitalità, per aver reso possibile la presentazione del lunario stesso nella splendida cornice che è la villa della veneranda Arca del Santo, luogo dove per anni si è svolta anche le ricorrenze con i festeggiamenti della patata america stessa. Renzo Bolsonaro per la passione e collaborazione. Allora, tutti appassionati che hanno prestato il loro contributo per la realizzazione del progetto senza nessun emolumento, senza alcun finanziamento e indirizzo politico o di interesse personale, prodotto con il solo costo della stampa e la grande passione per la cultura veneta. Do la parola a Renzo Bolsonaro, se vuole, il mio collaboratore, se vuole dire 2 parole a riguardo. Grazie Ottorino. Prego. Grazie Ottorino, buongiorno a tutti, mi chiamo Renzo Bolsonaro, di Anguillara con Ottorino Brigo, ho 46 anni. Brevemente dico 2 parole anch'io. Ad aprile 2019 inizia la scommessa, su invito dell'amico Ottorino Brigo, amante della cultura che ci hanno tramandato i nostri veci. Ho il piacere di conoscere di persona il vicentino Albano Tassani, qui presente, padre del lunario dell'apprezzato lunario della Serenissima, che dal 1987 ripropone con sempre rinnovata passione per la lingua, la storia, la cultura e l'identità veneta. Ho la possibilità quindi di partecipare già a questo primo incontro per mettere in moto un gruppo di lavoro con l'obiettivo di portare Anguillara Veneta, la sua storia e i suoi prodotti di eccellenza in questo lunario. Mi associo pienamente ai ringraziamenti già espressi in maniera puntuale e precisa poco fa dall'amico Ottorino Brigo, a Luigi Polo, Alberto Zangini, Albano Tassani e al sindaco Alessandra Buoso. Posso dire che partecipando a questa attività e dagli incontri con le persone ho potuto approfondire un mondo affascinante
sia sulla storia dei Veneti antichi, di Venezia, di Anguillara Veneta, sull'immigrazione sia veneta che anguillarese, in particolare quella di Oltreoceano. Ritengo doveroso ringraziare Luigi Polo, Torino Brigo e Albano Tassani, che pur con una cultura, competenza e esperienza molto superiore alla mia, hanno in questa attività condiviso con rara umiltà molte delle loro esperienze per farmi vedere più lontano nell'orizzonte. Grazie a tutti e cedo la parola. Ecco, se vuol dire qualcosa Alberto, l'autore dei disegni, delle grafiche, di 10 sulle 12 tavole presenti nel lunario. Prego. Buongiorno a tutti, sono Alberto Zangini, autore di alcune tavole che sono presenti nel lunario della Serenissima. Devo dire che per me è stata una bellissima esperienza il fatto di fare il connubio della grafica con cui riesco a esacerbare dei disegni che potete vedere nel lunario e amalgamarlo con la storia magari dei paesi, come lo è stato per altre tavole e in questo caso per Anguillara. Ringrazio appunto tutti gli esponenti del comune, in primis la sindaca Alessandra Buoso, Luigi Polo perché mi ha dato gli spunti storici e i testi per poter formare le due tavole di Anguillara Veneta e quello della storia della tratta americana, perché abbiamo fatto la seconda tavola. Anguillara che è centrale in questo caso per il lunario del 2021 perché è proprio presente in 2 mensilità su 12. Poi ringrazio Torino Brigo e Renzo Fossararo per la simpatia, l'appoggio e anche per gli spunti culturali e la simpatia. E niente, è stata un'esperienza molto bella che speriamo sempre di ripetere. Grazie. Ecco, se vuole dire 2 parole Albano, il nostro master. Mi chiamo Albano Tassani. Ringrazio qua tutti i presenti che hanno collaborato e il sostegno dato. E oltre in particolare il mio amico defunto Tony Alba, che insieme nel 1987 abbiamo iniziato questo splendido, come si può dire, percorso e realizzazione del lunario. Ringrazio praticamente in particolar modo Brigo, Renzo, Polo, che ho conosciuto per primi, per l'appoggio che abbiamo dato per poter fare bene quello che abbiamo realizzato. Spero che in futuro prossimo le stesse persone mi aiutano a fare altre tavole che ho sentito che Anguillara ha una bellissima storia. Un ringraziamento a tutti questi e i nostri immigrati che si trovano in giro per il mondo e quelli che non ci sono più, che però hanno dato tanto alla nostra cultura. Grazie. Sanno le cose capire. Dai, dimmi le cose. 2 parole alla nostra sindaca. 2 parole. Nessun discorso preparato, però è importante diffondere la cultura di Anguillara, far conoscere Anguillara e soprattutto le nostre eccellenze, tra cui la patata americana, 2 rappresentanti, forse i primi a partire con la patata americana, a crederci in un prodotto unico del nostro territorio e comunque rappresentanti di un'associazione di tanti coltivatori che comunque investono su questo, lavorano su questo e anche far crescere la nostra cultura. Mi sono trovata, i lavori erano già cominciati per il lunario e ho apprezzato il progetto che era in atto, l'ho sposato come comune e ovviamente do tutto il mio supporto da parte di amministrazione in qualità di per far conoscere il nostro paese, per far conoscere le nostre eccellenze. È stato un lavoro importante, ci hanno messo molto, sia i miei concittadini, quindi Renzo, quindi a Torino, sia le persone ovviamente che in primis dai disegnatori ai creatori del lunario stesso e anche fondamentale il contributo dei produttori di patate americane. Non
non si fermerà qui perché ovviamente ci sono degli altri progetti in atto, abbiamo altre eccellenze in paese che ovviamente vorremmo portare anche all'interno, forse nel futuro del lunario stesso, o comunque con delle tavole rappresentative. Per i concittadini, cioè, il lunario deve andare anche al di fuori di Anguillara, perché Anguillara deve essere conosciuta anche al di fuori della cinta del paese stesso. Importante quindi è divulgarlo, conoscerlo, leggerlo e apprezzarlo, e magari se poi dicono le possibilità per avere la disponibilità di questo lunario, ovviamente non conosco bene quale sarà la diffusione in termini sia pubblicitari sia anche di reperibilità di questo lunario, però ovviamente spero che sia apprezzato da tutti gli abitanti di Anguillara, ma anche da chi all'estero o al di fuori del nostro territorio possa conoscerci e magari venirci a trovare. Grazie. E direi che a ringraziamento di tutti gli interventi. Se vuoi aggiungo qualcosa io. Ok? Mi tieni. Prego. Francesco Scanagatta, il nostro amico. Spero di... io reputo importantissima l'iniziativa, anche perché si chiama Lunario della Serenissima. Lunario, noi sappiamo che la Luna domina le maree, Certo. domina i flussi delle acque, però qualcuno dice che domina anche le nostre emozioni. Di conseguenza è bellissimo che si chiami Lunario, perché spero che faccia emergere anche il nostro animo, il nostro sentire, il nostro attaccamento alla terra, cioè perché purtroppo noi vediamo che abbiamo una ricchezza paesaggistica e questo posto è favoloso. La cultura delle ville è una cultura enorme, purtroppo tante sono abbandonate. Abbiamo avuto una chiesa come il Palladio che ha creato uno standard mondiale per quanto riguarda la bellezza degli edifici. Il lunario è comodo perché essere un calendario classico è una cosa che ci ricorda i nostri ritmi, ma non soltanto i ritmi dei giorni, perché noi abbiamo la storia veneta in cui le date sono praticamente sconosciute al di fuori dei nostri animi e dei nostri interessi. E soprattutto perché la storia veneta non deve essere soltanto legata al momento degli eventi, delle occasioni, ma deve essere una cosa che sta nel nostro cuore ogni giorno, in ogni momento. Ed è bellissimo appunto che il lunario della Serenissima sia accompagnato non soltanto dal calendario classico, dalle festività, dai giorni, ma che ogni giorno, ogni tavola rappresenti un racconto, un libro. Di conseguenza non serve che noi andiamo a ricercare la nostra cultura, le nostre radici all'interno delle biblioteche. Possiamo appenderlo su una parete e ogni giorno ci ricorda il nostro passato, che non deve essere solo il nostro passato, ma deve essere anche il nostro presente e dovrà essere anche il nostro futuro. Perciò seguiamo questo ritmo, ricordiamoci della nostra terra, del nostro ambiente, ricordiamoci del nostro passato, ma ricordiamoci del nostro presente e dobbiamo farlo ogni giorno. E il lunario dà un contributo in questo senso, anche proprio perché ha la possibilità di non limitarsi a uno spazio ristretto. Può entrare in ogni casa, dà un'informazione, guardando la parete possiamo scoprire e riscoprire le nostre radici. Grazie. Niente, noi abbiamo lasciato copie del lunario in vari punti, in vari esercizi del paese, ma su Facebook è presente anche il numero di telefono mio e di Renzo, se qualcuno avesse bisogno di qualche copia o richiedesse per poterlo visionare o per avere una copia in casa e se vuole dare un contributo per quello che è il costo della stampa e nient'altro, siamo a disposizione, io e anche il mio amico Renzo. I numeri di telefono sono pubblicati sulla pagina Facebook. Tengo a precisare una cosa che forse qualcuno è un po' sconcertato dal fatto che il lunario inizia col primo dell'anno, dal 1° marzo, perché per i veneti il primo dell'anno è il 1° marzo, il famoso battimarzo, il famoso tutti i festeggiamenti che vengono fatti in Veneto
riferiti al 1 marzo sono per ricordare che il primo dell'anno Capodanno Veneto è il 1 marzo. Non è che perché i veneti hanno questa usanza che abbiamo inserito anche le pagine riferite a gennaio e febbraio in coda al lunario, però per rispettare le usanze e tradizioni venete abbiamo adottato questo metodo, diciamo surclassando le modifiche apportate al contare la storia e il contare i giorni dall'imperatore Augusto e conseguentemente dall'uso romano della storia e della cultura veneta. Ecco, grazie a tutti e arrivederci l'anno prossimo col prossimo lunario. A questo punto saluti e baci.